Quinta corsa, una prova per cavalli anziani e la quarta manche del Super Frustino. Timbuktu B, Zeburisai TRGF, Vegas Cloudlet, Zarpallante, Uragano Spritz, Alchimia di Casei, seconda fila Zeus Boy, Striker, Valente SF, Disco, Darling. Autostart che entra addirittura tutti attaccati alla rete per far partenza. Ed è veloce. Vegas Cloudlet con al largo Uragano Spritz che mette mezza davanti a tutti ma non può scendere. Allora in vantaggio Vegas Cloudlet con a destra Zarparlante, lungo la corda Zeburisai TRGF che serra sotto e si mantiene secondo alla corda, insiste in mezzo alla pista Alchimia di Casei che è in terza ruota per la prima curva, cerca di progredire sulla testa della corsa, insiste al largo Zarparlante che non vuole rimanere allo scoperto, prende in mano Vegas Cloudlet che sembra intenzionata a mandar via, fa fatica però a passare Zarparlante, 14,2 i primi 200 e 28,8 i 400. Vegas Cloudlet vuole mandare via ma Zarparlante non riesce a passare e allora si prosegue così dopo 500 metri di corsa con le pariglie, con Alchimia di Casei in seconda pariglia a lato di Zeburisai TRGF. Lungo la corda c'è ancora Timbuktu B con in pariglia esterna Uragano Spritz, mentre viene via in terza ruota Disco Darling. Alchimia di Casei è pronta all'anticipo sull'allievo di Wolfgang Rutte Maurizio Cheli, in 4 apparecchiati sul palo, a metà gara 59,8 il mezzo miglio. Alchimia di Casei aggira Zarparlante, in schiena c'ha Disco Darling, lungo la corda c'è sempre Vegas Cloudlet al comando che si trascina Zeburisai TRGF, chilometro in 1,14,8. Ancora Timbuktu B lungo la corda e quindi Zeus Boy che si sposta e cerca di venire a fare l'arrivo passando in quinta posizione, insiste Alchimia di Casei all'attacco di Vegas Cloudlet che però vende carissima la pelle, l'ultima curva imboccata con Vegas Cloudlet al comando, si difende da Alchimia di Casei che si piega sulle curve, in mezzo alla pista viene con grosse falcate Zeus Boy, lungo la corda è chiuso Zeburisai TRGF che attende con ansia l'open stretch, l'ultima curva passata in 16,4 addirittura, estesa Vegas Cloudlet, arriva Zeus Boy, va di dentro Zeburisai, è passato Zeus Boy in vantaggio, prova a rimontare Striker, di dentro Zebu, in mezzo alla pista anche Valente SF, ma sul palo è Zeus Boy che a grossa sorpresa porta a casa la vittoria nei confronti di Zeburisai TRGF. Al terzo Striker 31,3 la chiusa a rotoloni, 1,15,4 il ragguaglio cronometrico, se l'è fatta davanti Vegas Cloudlet che ha finito molto stanca ma ne aveva anche ben donde perché il percorso è stato impegnativo. In mezzo alla pista è finito Zeus Boy, uno degli ultimi del campo, con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che porta a casa 10 punti, Giuseppe Citarella al training per i colori del signor Silvestro Ariosto. Il successo sul palo da parte di VP dell'Annunziata, Zeus Boy che portano a casa 10 punti, secondo Emanuele Pistone con Zeburisai TRGF anche un pochettino sfortunato che ne porta a casa 5 a precedere gli altri con importanti 3 punti per Francesco Pettinari che si porta al terzo Striker.